11.000 metri quadri di bosco urbano a rischio cementificazione. Il bosco Lanerossi, un cuore verde nel quartiere Ferrovieri che secondo il progetto della TAV è destinato a diventare area di cantiere per la realizzazione del tratto cittadino della linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Uno scempio a cui si è opposto un gruppo di cittadini che hanno promosso una petizione che ha già superato le 20.000 firme. Anche i residenti sono intenzionati a difendere il bosco spontaneo cresciuto dopo 30 anni nell'area della fabbrica pettinatura Lanerossi. Alla fiaccolata sotto la pioggia erano presenti oltre 600 persone. Sinceramente questo parco qua è proprio bellissimo, è stata una scoperta, ci veniamo spesso con le bambine e in generale è una grande risorsa perché è proprio in mezzo alle case, in una zona, tra l'altro il Parco delle Trone è più in là, insomma bisogna attraversare tutte le strade per le famiglie, è veramente bello ed è un peccato perderlo. Qui si può fare anche educazione ambientale, ci stavano spiegando che ci sono un sacco di animali. Negli ultimi 6 mesi diciamo che ogni volta che piove un po' di più siamo a rischio idrico, la risposta non può essere cementificare zone che invece aiutano a drenare l'acqua che viene e a mitigare comunque in qualche modo gli effetti del cambiamento climatico. È un polmone verde ed è stupendo, è veramente bellissimo. Anche la fabbrica secondo me dovrebbe essere messa in sicurezza e mantenuta così com'è. Quindi abbiamo bisogno di terreno e di alberi, è necessario assolutamente, quindi il lavoro che vogliono fare è uno scempio in città veramente. Penso che appunto bisognerebbe cercare di proteggerlo e vedere alternative per la posa di questo cantiere. Bisognerebbe cercare di mantenerlo, magari ripulendolo, facendo delle opere tra virgolette utili per la comunità, sarebbe anche per il quartiere sarebbe utile. Finché si guarda semplicemente da satellite non sembra enorme, dopo appena ci si viene dentro ci si rende conto che anche semplicemente l'aria è diversa e insomma per chiunque venite a farci un giro, provatelo sulla vostra pelle. Sono Renzo Rizzi, ispettore delle guardie zoofili dell'ENPA. Noi siamo qua oggi per verificare un attimo come sta la nidificazione, perché con la nidificazione in corso non si possono abbattere gli alberi, se non è stato fatto almeno un controllo su tutti gli alberi. Quindi noi oggi facciamo una verifica un attimo ad occhio, vedremo insomma come si potrà procedere o come si metterà la situazione, ecco, con quello che sta succedendo.